L'Arsenale di Venezia, capolavoro di archeologia industriale, ma oggi sito vivo e una delle sedi della Biennale, l'esposizione internazionale d'arte più nota del mondo. L'Arsenale, la cui fabbrica imponente e simbolo della potenza commerciale e militare di Venezia, è orientato alla Laguna Nord, dove arrivavano, attraverso un collaudato sistema fluviale, i tronchi d'albero dal Cadore e dal Cansiglio nel Bellunese e dal Montello nel Trevigiano. Fin dai tempi più antichi, Venezia ha avuto bisogno di enormi quantità di legname da costruzione, sia per l'edilizia, sia per le navi commerciali e da guerra. Queste esigenze produssero una ricca legislazione, la prima e la più completa del mondo in materia. Non solo una sapienza normativa, ma anche un'attenta conoscenza di come si dovesse governare il bosco, tanto che si può ben dire che la selvicoltura, la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi, è nata proprio a Venezia dalla Repubblica Serenissima. Venezia sorge su milioni di pali conficcati nel terreno che sorreggono su imponenti palafitte i palazzi del centro storico. È una foresta arrovesciata, collegata dalle vie d'acqua alle foreste del nord del Veneto. Un patrimonio naturale di bellezza, biodiversità, sostenibilità, che possiede anche una straordinaria valenza economica e che dal primo dopoguerra a oggi è quasi raddoppiato, passando da circa 260.000 ettari nel 1936 a oltre 420.000 ettari di superficie stimati al 2010, con un continuo incremento annuo. Il 70% di questa superficie è gestito secondo i piani di gestione regionali, che prevedono, tra l'altro, che solo il 30% dell'incremento annuo boschivo venga sfruttato per ricavarne legname. Dunque, non solo il capitale foresta rimane intatto, ma si accresce anno dopo anno. La gestione della foresta consente di avere cura dell'intero territorio montano. Si pensi ai manufatti dei corsi d'acqua, le cosiddette briglie, ma anche e soprattutto alla minuta, continua e preventiva manutenzione del territorio, svolta direttamente dai servizi forestali regionali. Il demanio forestale regionale è gestito da Veneto Agricoltura, ma protagoniste sono anche le popolazioni locali, in alcuni casi attraverso le storiche organizzazioni delle regole, vero esempio di autogoverno del bene pubblico. 300 aziende forestali vivono e producono nel rispetto dell'ambiente e secondo il principio della sostenibilità. 12.000 piccole e medie imprese con 70.000 addetti, nonostante la globalizzazione del settore e la crisi economica, lavorano in legno, rinnovano un'antica tradizione e sviluppano nello stesso tempo idee innovative. I distretti del mobile producono oggi manufatti di alta qualità e trasformano, secondo le regole della filiera corta certificata, legnami di grande pregio, che oltre a mobili diventano strumenti musicali, imbarcazioni, case prefabbricate, botti. Il valore aggiunto viene attestato dalla certificazione di gestione forestale sostenibile, che riguarda ben 83.000 ettari di foreste venete. Utilizzare il bosco secondo regole sostenibili significa rispettare i diritti di chi vi lavora, ma anche e soprattutto mantenere la biodiversità, che nel Cansiglio, nel Comelico, nell'Ampezzano e sulle Dolomiti, proclamate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è tra le più ricche d'Europa. Circa la metà dei boschi del Veneto fa parte della rete europea Natura 2000. I progetti integrati di filiera forestali, PIF, della regione regolano la filiera foresta-legno-energia, che è in grado di migliorare l'assetto ambientale e idrogeologico del territorio e incentivare positive ricadute sulla situazione socio-economica locale. Un esempio concreto di energia per la vita. Dal principio generale della sostenibilità discendono la ricerca tecnologica per produrre energia dalle biomasse e importanti iniziative come Carbomark, mercato locale dei crediti di carbonio su base volontaria per rafforzare le politiche per la lotta al cambiamento climatico. Il Bosco Veneto, grazie anche alla sua biodiversità, offre un ineguagliabile servizio turistico rivolto a tutti coloro che vogliono immergersi in maniera consapevole nella natura. Nei suoi 5 parchi regionali, nel Parco Nazionale delle Dolomiti e in molte altre aree forestali regionali, il turista può vivere esperienze che vanno oltre la vacanza, per diventare apprendimento e sensibilizzazione verso gli aspetti ecologici e naturalistici. Dalle visite guidate per scoprire fauna, vegetazione ed altri valori ambientali, dall'escursionismo ai percorsi in mountain bike o a cavallo, dagli adventure park come quello di Sappada, Dolomiti Venete,
in cui i più giovani possono sperimentare un affascinante viaggio nella natura, ai soggiorni in malghe, rifugi e agriturismi, dove assaporare i prodotti del bosco, i funghi nelle loro infinite varietà, ma anche i mirtilli, le castagne, il miele e naturalmente i meravigliosi piatti della tradizione locale.